Buonasera, possiamo incominciare dicendo che come dire, gli anniversari passano ma la storia continua ed è per questo che questo programma continuerà ad essere l'appuntamento del venerdì sera ad Antena 3. Perché? Perché 40 erano gli anni che abbiamo ricordato per un anno intero appunto con l'avvio delle trasmissioni di Antena 3. Quest'anno è passato, tanti di voi si sono appassionati nel rivedere le immagini dei nostri archivi, si sono appassionati nel risentire alcune storie, si sono appassionati perché attraverso il passato si può capire meglio il presente e soprattutto si può pensare meglio al futuro. Ecco perché, vedete qui sotto, non c'è più scritto 40, ma c'è scritto la nostra storia, perché è la nostra e la vostra storia, è la storia di tutti, è la storia di questo territorio, la storia di questa gente, della nostra gente e di quello che hanno fatto e proprio per quello che hanno fatto, quello che faremo e che farete insieme. Tutto questo continueremo a raccontarvelo con i personaggi che come dire, hanno caratterizzato le diverse epoche in questi ultimi 40 anni, ma soprattutto con quelle immagini uniche che sono proprio quelle del patrimonio dell'archivio di Antena 3. E allora, come sempre, cominciamo rivedendo, anzi rinnovando la vostra sigla. Una scoperta abbastanza importante e interessante, tra l'altro delle ultime ore, per cui proprio una novità assoluta. In questo uno dei muri di terrazzamento che doveva far parte di una delle strutture più antiche, probabilmente precedente al teatro, strutture monumentali di cui ancora non azzardiamo ipotesi. E sulla parete del muro intonacata abbiamo individuato una iscrizione. Probabilmente deve trattarsi di un liberto ed è un motto un po' scherzoso. Costruito secondo la regola d'oro che lo vuole rivolto verso nord ed in grado di ospitare dai 1.500 ai 2.000 spettatori, il teatro secondo una serie di proiezioni dovrebbe risalire alla metà del I secolo d.C., mentre le strutture adiacenti, compreso il criptoportico, appartengono indicativamente al 50 a.C. Oggi l'amministrazione provinciale ha presentato il programma dei lavori per quest'anno che saranno fattibili anche grazie ad un contributo della Cassamarca. L'indagine 1991 si concentrerà soprattutto nell'area dell'ipotizzato criptoportico, dove è stata individuata una serie di crolli relativi alle strutture murarie e ai loro rivestimenti di intonaco, dipinto e di stucchi. Il sito è bellissimo, lo scavo anche si sta facendo sempre più interessante per questi problemi di strutturali, architettonici, significativi, queste preesistenze, e anche le ultime scoperte di oggi sono particolarmente entusiasmanti, quindi direi che sta tutto procedendo bene. Lavoreremo fino a fine settembre per questa seconda campagna e poi l'anno prossimo dovrebbe esserci una terza campagna che si pensa conclusiva o perlomeno in cui pensiamo di ormai produrre il grosso del lavoro. Perché abbiamo incominciato con questo servizio? Perché parliamo di Asolo, quello che avete visto è il teatro romano nell'area del giardino della villa di Freya Stark. Perché Asolo? Perché Asolo in questi giorni ha cominciato il processo per diventare patrimonio, uno dei siti tutelati dall'UNESCO, patrimonio mondiale per l'umanità. Ne parliamo con Yvonne Tordini, primo ospite di questa nuova serie di programmi dedicati alla storia del nostro territorio. È un piacere averla con noi, l'abbiamo scelta come madrina di questa nuova serie perché lei è un volto trasversale, già capo di gabinetto in provincia di Treviso, già assessore al sociale al comune di Treviso, esponente della Democrazia Cristiana, però anche molto attenta al mondo della terza età, insomma persona conosciutissima ovunque. Cominciamo proprio con Asolo, lì in veste di capo di gabinetto. Asolo, la provincia di Treviso, il rapporto qual era e qual è? Il rapporto, tanto era Villa Freya era di proprietà dell'amministrazione provinciale, l'aveva ancora comperato al tempo del presidente Ferracin e la mediazione era stata fatta dal geometra Bernardi, molto noto in quella. Ma perché l'aveva comprata la provincia? Perché la Freya Stark l'ha lasciata, si è trasferita in un appartamento al primo piano di un palazzo adiacente a quello che fu della Duse.
che guardava verso Altivole, insomma. Quindi era dalla parte verso l'Hotel Cipriani, per intenderci? Sì, prima dell'Hotel prima del varco. Prima del varco. Siccome io sono andata anche a trovarla, la Freya Stark, e ho avuto questa fortuna anche di vedere cose sue, i mobili che lei disegnava. Cioè, che personaggio era Freya Stark? Dunque, era una donna molto falsamente mite, se posso falsamente dire. Mite, perché ti diceva chiaramente quello che voleva e come voleva ottenerlo. Però di classe, vestiva in modo un po' eccentrico. E poi portava il famoso cappello perché in un incidente, mi pare in Liguria, quando sua madre aveva una tessoria, lei perdette la treccia si impigliò in un macchinario e lei perse un occhio e un'orecchia, ecco perché aveva sempre quei cappellini e questo sguardo un po' particolare. Allora, proprio per questo, insieme al nostro Italo Morao con Roberto Durigoni in regia, facciamo vedere le immagini dell'inserto 16, non il servizio, perché il servizio l'abbiamo già sentito più volte, però le immagini sono importanti perché lì vediamo Freya Stark e soprattutto vediamo Yvonne Tordini, l'inserto 16. Dicevamo appunto di Freya Stark che, diciamo così, era agganciata alla corona reale. Sì, era amica personale della regina madre, tant'è che la regina madre al compimento del 90° anno di Freya Stark venne ad Asolo. E alloggiò all'Hotel Cipriani, in quel periodo era presidente Innocenti e ci demmo tanto da fare perché sperando che la regina madre arrivasse anche a casa, Freya Stark, e ci demmo tanto da fare per rendere il giardino, diciamo, con la firma di Bogart, che abbiamo conosciuto tutti come giardiniere, e perché ci fosse il più possibile vicino agli gusti della regina madre. Io ricordo per esempio una palizzata di rose proprio che portano il nome della regina madre. E venne reso bellissimo, bellissimo, fiorito, colorato, eccetera. La regina madre non venne lì, penso anche per motivi di sicurezza, però il presidente Innocenti, il sindaco di allora, anche la sottoscritta eccetera, fummo ricevuti e lei era il ricordo della regina madre, il garbo e un atteggiamento che pareva che ti avesse preso il tè con te per almeno 5-6 volte, insomma aveva questa capacità di metterti a tuo agio. Ecco lì. Ecco il cappellino famoso. Ecco sì, infatti. Poi lei era anche molto sobria nei gioielli, non è che portasse, mentre era sempre molto elegante. Quella persona che vediamo dietro, quella signora, sì. Ecco, quella lì era la Caroli, che era la sua dama, non era una dama di compagnia, io penso che fosse una dama di fiducia che gestiva la tessoria esolana. Ecco, come ci si comportava da capo di gabinetto per gestire bene, diciamo così, i rapporti, perché con Freya Stark ma anche con la corona c'è tutto, come dire, un protocollo importante. Beh, con Freya Stark direi che le cose erano abbastanza semplici, anche perché quando io ero su per lavori magari telefonavo alla sua dama di compagnia e lei la portava nel giardino. Così si chiacchierava, così era una specie di amicizia simpatica. Mentre con la regina madre io avevo allacciato dei rapporti con la moglie del console che aveva allora sede a Vicenza e le chiedevo i colori che preferiva. Per esempio dei fiori, del mazzetto, della tovaglia, se poi si fosse fermata a bere il tè, eccetera, ed è stata un'esperienza simpatica. Ecco, quanto è importante, diciamo, questi tocchi, queste particolarità nei rapporti tra istituzioni? Perché mi sono sempre chiesto il capo di gabinetto, ma ad esempio anche in una conferenza, anche in un incontro tra, diciamo, vertici, ci deve essere sempre un atteggiamento, un'attenzione anche ai minimi particolari.
Ma perché si dovrebbe arrivare, e oggi che non lo trovi molto poco, se non rara, per avere una piattaforma di linguaggio comune per poter poi parlare assieme, gestire assieme e fare dei passi assieme. Per esempio un'esperienza estremamente positiva, benché non conoscessi né il cinese né l'inglese né altro, io l'ho avuta con la delegazione cinese. Esatto. Ecco. Va bene, allora però rimaniamo sempre ad Asolo perché andiamo a vedere invece un servizio del 20 agosto dell'86 in cui si parla addirittura di un intervento importante e anche invasivo nella zona del convento di San Luigi, anche quello di proprietà, della provincia di Treviso. Vediamo il servizio, l'inserto è lo 07, grazie. Il caso potrebbe scoppiare ad Asolo nel giro di un mese, quando cioè arriverà, o almeno così si presume, l'esproprio per il confinante dell'ex convento di San Pietro sul Colle Ricco, onde consentire la costruzione della nuova vasca per l'acquedotto comunale. Per il momento si tratta solo di un grido di allarme lanciato dal vicinante, il quale vuole mantenere l'anonimo, che in un esposto inviato ieri al Comitato regionale di controllo sottolinea l'assurdità del progetto perché non solo in contrasto con la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, ma soprattutto per la scelta del territorio ad alto rischio geologico, in un punto tra l'altro delicatissimo e privo di accesso, dove dovrebbe essere effettuato uno scavo con asporto di ben 4.500 metri cubi di materiale. Della cosa si è già mesi fa occupata la sezione asolana di Italia Nostra, evidenziando anche alcune perplessità circa l'eventualità dell'erezione di un anfiteatro sopra l'Erigendo Vascone. Ci si chiede, si legge nel documento di Italia Nostra, come tale progetto possa inserirsi nel piano di restauro ambientale del complesso monumentale di San Pietro, di proprietà della provincia, senza stravolgerne gravemente le caratteristiche. In sostanza la domanda che ad Asolo in molti cominciano a porsi è questa: perché sistemare la megacisterna proprio a ridosso dell'antico chiostro, quando non mancherebbero soluzioni alternative più consigliabili e meno lesive per l'ambiente? L'amministrazione comunale, per quel che se ne può sapere, avrà avuto dunque i suoi buoni motivi per essere giunta a questa determinazione, ma ciò non toglie che la paura per gli effetti di eventuali sbancamenti di terreno non manca in questa parte di Asolo, dove ogni tratto di muro documenta con evidenti crepe la sua età. E l'anfiteatro dovrebbe mascherare la copertura di cemento armato della cisterna, ma stenta ad incontrare simpatie, se non altro, sottolinea l'anonimo espropriando, dato che non si è tenuto in minimo conto il pericolo di natura sismica esistente nella zona. Ivo Tordini, come è andata a finire? È andata a finire, a parte che erano due gli edifici in questione, uno che era già di proprietà della provincia guardando la facciata a destra, sì, perché lì c'era stato anche un pourparlers con la scuola dell'antico ricamo per trasferirlo da dove aveva la sede in piazza, trasferirlo lì, anzi so che la scuola fece anche dei sondaggi per vedere se la luce andava bene, non andava bene, eccetera, anche cose molto, molto particolari. Ecco, guarda, quelli sono i fiori che caratterizzavano il convento, perché era un contenitore vuoto, poi lì è stata fatta anche qualche mostra ma molto poco, e lì non se n'è fatto più niente, anche perché c'era già un osservatorio, quindi si trattava di potenziarlo, non è che l'avessero potenziato, dovevano smantellarlo con grave pericolo. Giustamente c'era anche il pericolo perché era zona sismica. L'epicentro sismico ancora nel 1550, fatemi venia se la data non è giusta, che ebbe come epicentro Borso del Grappa, tra l'altro nell'elenco dei comuni non sismici, quello che regola l'altezza e l'uso del materiale, non c'è Borso, ma non importa. Quel convento venne e c'erano suore di clausura in quel convento, e c'è traccia in biblioteca comunale e la comunità si tassò per fornire i travi di sostentamento del tetto
tetto affinché le suore potessero ritornare. Quindi c'era effettivamente anche quel pericolo. E adesso invece tutto questo complesso è tornato privato? È tornato privato. Ecco, la domanda è perché era stato acquisito allora dalla provincia di Treviso? No, non te lo so dire. Io so, se è una cosa per esempio interessante vedere quanti edifici in giro per la provincia ha edifici con caratteristiche architettoniche importanti e ha acquisito, ecco, e poi ha lasciato andare, per esempio Villa Callegari, non so, a Carbonera. Quello era della provincia, e lo stesso in giro per il mondo ce ne sono parecchi di edifici anche a Treviso. Ma allora l'idea che adesso ha il Presidente Zaia di dismettere il patrimonio della regione, per primo addirittura Palazzo Balbi, sì. Secondo lei, dalla sua esperienza, positivo o negativo? Molti dicono no, non ci si deve privare, il pubblico non si deve privare di alcuni patrimoni. Ma adesso no, se noi prendiamo la storia della provincia vediamo che ne ha comprati tanti, io non saprei neanche quanti, Porto Buffolè, Casagaia, e ancora comunque mi risulta, però dopo io sono un bel po' che non lavoro più lì, ma li ha comprati però senza un disegno particolare. Ecco, allora Villa Freia l'ha comprato ai tempi prima di Bernini, poi dopo cosa è successo? Non succedeva niente, c'era la signora Emma, la vecchia custode della Freia, che lì aspettava che qualcuno gli dicesse cosa fare. Ecco, dopo con Marton si è cominciato a finalizzare l'acquisto, però finalizzarlo voleva dire anche investire, lo stesso con Innocenti, molto di più, voleva dire spendere soldi, perché anche sistemare i fiori, non so, stagionali del giardino, voleva dire spendere, e poi la provincia, l'amministrazione, gli uffici erano più attenti, giustamente io dico anche al recupero delle strade, che non al recupero di Villa Freia, anche perché non è che si dicesse che coi fiori non si mangia, ma quasi. Però no, giusto che il pubblico adesso in un momento, se non ha un progetto finalizzato, quindi dismetta patrimonio. E d'altra parte cosa ne fa? Lo lascia crollare? Va bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprenderemo andando però a vedere un altro tema che è molto caldo di questi tempi, ovvero l'aeroporto, tra qualche istante. Insieme a te. Seduta di ordinaria amministrazione, quella del Consiglio provinciale riunitosi questo pomeriggio sotto la presidenza di Innocenti e che proseguirà domani. I consiglieri provinciali hanno deciso lo scioglimento e la liquidazione del consorzio aeroportuale nato 20 anni fa, con l'apporto anche del comune capoluogo. Treviso ha già deciso di sciogliere il consorzio ed ora è toccato alla provincia, che ha nominato pure il commissario liquidatore, che sarà il ragioniere capo dell'ente, Scapinello. In realtà del consorzio restava in piedi soltanto la parte che riguardava il possibile sfruttamento della navigazione portuale del Sile, mentre l'aeroporto è stato trasformato in una SPA denominata AR3. Eccoci qua, dicevo. Allora, Ivonne Tordini, di questa storia come l'ha vissuta lei in provincia? Beh, a parte che dell'aeroporto, cioè il consorzio aeroportuario era sempre stato considerato dagli altri colleghi, perché erano tutti ex provinciali quelli, no? Una specie di fuga a star meglio. Quindi, e in effetti poi è stato anche così. E quindi non c'era una partecipazione così di conoscenze, eccetera, anche perché era di fatto sosteneva, aveva dato l'avvio al famoso sviluppo della zona, aiutami, della Treviso Servizi. Ecco.
Sì, tra l'altro poi c'è tutto il quadrante della Treviso Servizi, che è un'altra storia ancora legata all'aeroporto. E lì quello che limitava l'interesse, per conto mio, almeno così se ben ricordo, della provincia di Treviso, era il fatto che non si aveva ancora l'idea della dimensione che dovesse avere quell'aeroporto. Proprio per questo adesso andiamo invece a vedere il servizio che parla proprio dell'Air 3. Siamo andati avanti, siamo al 18 dicembre dell'86 e si parla appunto del presente e del futuro dell'aeroporto 40 anni fa. Vediamo. Consueta riunione settimanale oggi pomeriggio per il Consiglio provinciale di Treviso. Numerosi gli argomenti all'ordine del giorno, ma uno in particolare ha occupato gran parte della seduta. I provvedimenti da prendere in merito alla partecipazione della provincia all'assemblea straordinaria della nuova SPA aeroportuale di Treviso, che il 16 dicembre prossimo dovrà deliberare un aumento del capitale da 200 milioni a 2 miliardi nell'ambito del già avviato progetto di ristrutturazione e rilancio dello scalo aereo civile trevigiano. I consiglieri hanno ascoltato una dettagliata relazione del presidente del consorzio aeroportuale Antonio Brescacin, che ha sottolineato l'importanza del progetto, ricordando come il Ministero abbia già dato l'ok per un finanziamento di 10 miliardi da investire in opere all'interno dell'impianto. Brescacin ha anche sottolineato come alla fine il San Giuseppe possa diventare uno scalo funzionale con il suo traffico autonomo, costituendo una sempre più valida valvola di sfogo per lo spesso caotico aeroporto di Tessera. Alla relazione sono seguiti numerosi interventi dei consiglieri che hanno posto numerose domande all'ospite, in particolare sullo spazio vitale che il nuovo aeroporto potrà crearsi nel rapporto con lo scalo veneziano. Il voto del Consiglio è previsto per la seduta di giovedì prossimo. Come noto, alla nuova SPA Aeroporto e all'aumento del capitale sociale dovrebbero partecipare Provincia e Comune di Treviso con il 22% a testa, la Camera di Commercio di Treviso con il 10%, le province di Belluno, Padova e Vicenza con il 6% cada una ed un pool composto da Cassamarca, Associazione Industriale, API ed SPA Veneto Sviluppo con un complessivo 28%. Ma quando discutevate di questo aeroporto, avevate l'idea che sarebbe diventato quello che poi è diventato adesso? No, assolutamente. Che idea c'era dell'aeroporto? Dunque è sempre stato funzionale, almeno così pareva, insomma, a una politica di sviluppo più turistico, di collegamento tra la Treviso Servizi, perché si parlava di polo aeroportuale, eccetera. Più servizio merci, perché diciamo molti cargo. Perché c'era anche la dogana allora, ecco, anzi la dogana ha vissuto un breve periodo, ma nella Treviso Servizi ha vissuto, ecco. E l'Agenzia delle Entrate aveva il suo bell'ufficio lì, quindi non è che le cose dopo... Cioè era più pensato come trasporto merci che trasporto merci che non trasporto passeggeri. E adesso lei abita lì vicino, secondo lei, il suo giudizio, poi passiamo oltre perché abbiamo molti altri temi, che futuro deve avere questo aeroporto? Sì, ma io poi sono fortunata perché ancora non sento il rumore degli aerei, però mi dice un amico che tra poco li sentirò e come sulla mia testa. Ma per noi è un impaccio, insomma, l'aeroporto, perché non riesci a cioè è comodo, no? Che adesso mi pare che non si possa neanche più andare a Napoli, non si parte più, adesso non so quali sono. Sì, lì cominciano a esserci problemi perché poi appunto essendoci un limite di voli sembra che insomma Save, che poi adesso si è presa di solito di fatto Air 3, abbia deciso di cominciare a spostare i voli direttamente su Tessera e quindi dovrebbe essere depotenziato. Questo naturalmente ha messo in subbuglio soprattutto il personale, perché dice come un aeroporto che funziona dobbiamo depotenziarlo, però ci sono i cittadini intorno che dicono non si può vivere così. Ma io guardi... È stata una scelta sbagliata quello di potenziarlo allora oppure? No, ma per conto mio sì, perché è stato ampliato su un terreno bellissimo, pieno di polle d'acqua, di pesci, una zona, un'oasi veramente. Adesso non esiste più
sprechi di quei contadini, che tra l'altro era loro la terra, che si sono visti espropriati, sono andati a finire a San Liberale ad abitare, insomma, e a lei adesso prende il corso del Sile e sparisce all'altezza dell'aeroporto perché non viene fatta manutenzione, non c'è più niente. E poi perché? Lei provi a prendere un aereo anche di quelli di linea giornaliera, i servizi sono risibili, non si può non dare servizi a una città. Ma allora lì è stata una scelta sbagliata allora o è una scelta sbagliata adesso come gestire? Cioè voglio dire, tornando indietro, la provincia di Treviso e gli amministratori del tempo di allora, comune, provincia eccetera, dovevano dire no, meglio che lasciamo perdere come aeroporto, tenerlo minimo, o pensare magari di potenziare qualche altra parte, mi viene in mente Istrana. No, quello che l'aeroporto dovesse andare in Istrana o che debba andare in Istrana lo si dice ancora oggi. Lo si diceva già anche in quel tempo? Sì, lo si diceva tranquillamente. Va bene, allora invece volevo continuare parlando della provincia, perché continuiamo a parlare del suo ruolo da capo di gabinetto. Le faccio vedere delle immagini di una giunta dell'82, la giunta è la giunta Marton, l'inserto è il 20 con Italo, perché qual è stato il presidente a cui lei è stata più affezionata? Ma non è che... Qui abbiamo Marton. Sì, Marton, ecco, ma erano due persone diverse, completamente diverse. E Marton è stato il primo presidente, poi eravamo della stessa corrente democristiana, lui era stato Marton con una giunta democristiana, quindi anche le guerre le ha avute più lui in casa che non Innocenti, che aveva come compagni di strada il PSI. I socialisti. I socialisti. E quindi questa giunta qui era molto più litigiosa? Sì, era molto più litigiosa, sì. E comunque in termini di simpatia? Innocenti, Marton? Ma i rapporti erano diversi, ecco, non dimentichiamo che Marton aveva una moglie, 3 figli e noi abbiamo come segreteria anche partecipato così un po' alla sua famiglia, perché c'era una bambina piccola, perché c'era anche questo, lui aveva tratti umani diversi. Da un punto di vista così di stimolo al lavoro, così a scoprire, eccetera, sicuramente è stato Innocenti per me. Adesso invece parliamo di un tema che ieri come oggi è sempre molto attuale. Quando si parla di provincia si parla di scuole e quando si parla di scuole si parla sempre di problemi delle scuole. Il servizio è dell'86, del 20 dicembre, e parla di scuole in crisi, anzi di scuole fredde, guarda caso tema attualissimo in questo 2020. Vediamolo. Ancora una grana per il travagliatissimo Istituto per Geometri Palladio di Treviso. Vittime dell'ennesima carenza oggi circa 250 studenti della sede staccata del Corazzin che al ritorno a scuola dopo 3 giorni di vacanza hanno trovato le loro aule completamente fredde. Detto fatto, i ragazzi si sono quindi portati alla sede centrale di via Caldibreda, dove hanno pacificamente occupato atrio e corridoi. Non siamo dei piantagrane, hanno detto, ma siamo stufi di tanti e tanti disservizi. Oggi ci hanno detto che il riscaldamento era stato acceso alle 7:30, ma molte altre volte in passato l'impianto si è bloccato o guastato e abbiamo anche saputo il perché. Questo impianto non è adatto al tipo di combustibile che si usa. Eccoli dunque accovacciati nei corridoi di via Caldibreda per far presente che con il freddo e con 1000 altri inconvenienti studiare diventa sempre più difficile. Quella di oggi è stata naturalmente anche l'occasione per riproporre il più generale problema del Palladio, frazionamento delle aule, insufficiente numero delle stesse, insomma necessità sempre più acuta di una sede nuova e funzionale. Un problema che vede schierati con gli studenti anche gli insegnanti. Io credo effettivamente che la situazione sia abbastanza grave. La scuola, soprattutto la sezione staccata del Corazzin, è in condizioni molto disagiate. Questo
la faccenda di oggi, la storia del riscaldamento che non funziona, la carenza di aule, sono tutti problemi che si sono andati accavallando di anno in anno, rendendo la situazione sempre più precaria. Io mi auguro che le autorità provinciali competenti prendano a cuore questa situazione, perché non possiamo andare avanti in una situazione di disagio come questa. Insomma. Io credo di interpretare anche il parere del mio preside, credo di interpretare anche il parere dei miei colleghi. Insomma. Mentre in corridoio i ragazzi della sede staccata concludevano la loro protesta, nelle aule della sede centrale le lezioni sono continuate, ma lo stato d'animo di tutti è sempre più rivolto a tematiche che con lo studio hanno davvero poco a che fare. Temi di ieri, attualissimi di oggi. Lei qui mi pare che poi sia intervenuta anche come assessore, se non sbaglio. No, io qui ho avuto direi il piacere anche di chiudere il Corazzin quando c'erano i bambini ancora. Ne erano rimasti 2 di bambini. Era un edificio che conteneva 100 minori. Sì, ma ricordiamo cos'è il Corazzin. Il Corazzin era l'istituto per l'infanzia abbandonata, per farmi capire. Un breffotrofio, insomma. Un breffotrofio. 100 bambini c'erano lì dentro e poi un po' alla volta con la nuova politica di sostegno all'infanzia eccetera si è svuotato e io ebbi l'incarico da Innocenti di chiuderlo. C'erano ancora gli arredi e c'erano questi 2 bambini che venivano assistiti da 12 persone perché turnavano. Io sono riuscita, con una bambina è stato semplice perché ho recuperato dei parenti, abbiamo dato degli assegni di sostegno, eccetera. Con un bambino di 3 anni, mongoloide, la cosa è stata lunga, però si è risolta benissimo, tra l'altro siamo rimasti amici con la famiglia, sono riuscita a trovare una famiglia che aveva tanta buona volontà, un ottimo carattere, eccetera, aveva 4 figli e gli ho fatto un po' capire che con l'assegno che si poteva garantire mensilmente lui avrebbe potuto far studiare i suoi figlioli e la cosa ha funzionato. Quando la proposta è andata in giunta, come per dire che le cose si possono pensare e fare, però bisogna poi guardarsi attorno, l'allora segretario generale la bocciò, perché erano troppi soldi. Allora erano 1.500.000 lire. Allora Innocenti mi chiamò in giunta e lui ebbe un moto di stizza e disse al segretario: guardi, io glielo raddoppio, se lo porta a casa lei. E così è andata. Comunque è stata un'esperienza felice, però se l'Innocenti non fosse intervenuto molto probabilmente avremmo avuto ancora 12 persone. Ecco. E lì l'edificio poi è stato abbandonato. Esatto. E là quando si è creato il problema degli studenti, dice: dov'è che abbiamo un posto noi, perché purtroppo è vuoto, ecco là il Corazzin, e è diventata sede scolastica. E adesso invece l'edificio è completamente chiuso e abbandonato e il Palladio è passato da un'altra parte, rivediamo queste immagini. Ecco, anche lì altro immobile, dicevamo prima, pubblico, che forse sarebbe meglio passare al privato. Tutto questo ci porta poi alla nostra terza parte, che è quella dedicata a Livon Tordini e l'impegno, chiamiamolo politico, ma subito dopo la pubblicità. All'appello mancava solo il partito di maggioranza relativa ed oggi anche la Democrazia Cristiana Trevigiana, come avevano fatto quasi tutti gli altri partiti nei giorni scorsi, ha presentato ufficialmente i propri candidati alla Camera e al Senato. Nessuna novità e non poteva essere diversamente rispetto ai nomi già circolati. Per il Senato confermati gli uscenti Angelo Pavan e Mario Ferrari Agradi, mentre nel collegio Treviso-Castelfranco ci sarà lo storico di nomina romana Gabriele De Rosa. Anche oggi la
DC trevigiana non ha mancato di sottolineare la sua perplessità per una scelta di vertice che ha penalizzato un candidato locale. Questo candidato era Tina Anselmi, che invece sarà capolista alla Camera, dove correranno anche gli altri due deputati uscenti, Lino Armellin e Bruno Zambon. Molti nomi nuovi, tutti di amministratori locali che, si è detto, mettono a disposizione la vasta esperienza acquisita nella gestione della cosa pubblica. Sono Francesco Adami, Alberto Bovo, Arnaldo Brunetto, Gabriele Carnio, Mario Frasson e Fiorenzo Fantinel. Per la scelta di questi nomi, ha sottolineato il segretario provinciale Piero Faccin, non c'è stato alcun problema, con una DC quanto mai unita. Sul piano politico lo scudo crociato segnala le cause della crisi non nella rissa de mita Craxi, ma in gravi divergenze sull'alternanza, sull'uso dei referendum e sul rispetto delle consistenze elettorali. Il pentapartito risulta soluzione valida anche per il dopo elezioni. Sul piano programmatico la DC si dichiara pronta in ogni aspetto: difesa della famiglia, diritti del bambino e delle donne, difesa dell'ambiente, maggior contatto dei parlamentari con i loro elettori, impegno dei parlamentari trevigiani per lo sviluppo del territorio della Marca. Ivonne Tordini, cosa prova a rivedere quei volti? Beh, parecchi di quelli non ci sono più. Oppure altri li ho persi di vista, perché poi... Che stagione è stata quella, politicamente parlando? Parlo a Ivonne Tordini e all'impegno politico Ma nella forse DC. ero anche da qualche parte, forse io in un organismo della DC, adesso non mi ricordo. Ma che momento storico è stato per il nostro territorio? C'era molto voglia di fare, di chiudere perlomeno, no? Molto probabilmente il vento del cambiamento era già arrivato. Qui parliamo dell'87. Nell'80, sì. Ma prima la DC, per chi non l'ha conosciuta, che cos'era per Treviso, per la Marca, per il Veneto? Ma era quella che non solo dava gli orientamenti, ma realizzava anche li realizzava. Ecco, questa mi dà un assist per dire, rispetto adesso? Ma io leggo i giornali oggi, no? Intanto c'è un personalismo vuoto, perché si parla, anche l'uso per esempio di Facebook, che so io, ma poi non ti dà il rapporto umano, personale, e soprattutto non hai conoscenza del programma. Mentre allora il programma politico c'era quello che veniva comunicato in occasione della presentazione delle liste, ma c'era anche quello della quotidianità. E le correnti per conto mio servivano a farle attuare, far arrivare in fondo, no? Si arrivava alla mediazione tra una corrente e l'altra, tra un partito e l'altro. Per esempio con Innocenti e De Biasi, cioè DC e PSI, è stato l'anno dell'anti-inquinamento, l'anno delle discariche, l'anno dei trasporti, mi ricordo che arrivavano anche in provincia i camionisti che trasportavano le immondizie in giro, oppure c'era tutto il trasporto delle immondizie nelle discariche che si erano fatte con la costruzione, cioè la scavazione della ghiaia sulla feltrina, aveva sì che c'erano dei buchi che vennero riempiti dalle immondizie di Venezia, per esempio. Quindi diciamo però tutto questo la politica lo mediava, lo studiava, cioè c'era coscienza politica oppure c'era l'esteriorità che noi vediamo spinta molte volte al massimo di questi giorni, di questi tempi? Ma io per esempio ricordo che si voleva e si doveva dare sempre una risposta. Io ne ricordo una che così mi ha fatto un po' tremare, è stato quando, dunque per il sindaco Pavan,
e c'era un insieme di alloggi a Sant'Angelo pericolanti e c'erano dei marocchini, credo che fossero, allora erano marocchini, non esistevano altri, che abitavano lì, e Pavan decise che doveva essere sgombrato. E dove sono andati a finire? Li hanno collocati sopra una discarica, forse avete anche dei filmati, sopra una discarica che è sulla Feltrina. Sì, ho capito. Capito. E queste tendine, no, svolazzanti, era anche caldo, e venne mandato l'ufficio dell'acquedotto, venne messa l'acqua, eccetera, eccetera, e quando qualcuno, me comprese, disse: ma sulle discariche, ma con questo guadagniamo voti. Me lo ricordo chiaro e tondo. Non so perché, ma mi ricordo anche il momento attuale. A proposito di Democrazia Cristiana, adesso le faccio vedere delle immagini, l'inserto del 21 di un precongresso del 1983. Vediamo un po' di volti per capire come dire, la presenza proprio in questo precongresso, come dire, l'importanza del nostro Veneto proprio all'interno della Democrazia Cristiana Nazionale. Perché la domanda che ci poniamo guardando queste immagini è: noi adesso abbiamo una presenza pari a quella che avevamo a quel tempo? Qui diciamo un precongresso, chi sta parlando in questo momento è Antonio Bisaglia, lo vedremo tra qualche istante, e poi c'è tutta la carrellata e quasi tutti sono ministri, ex ministri, sottosegretari. Il Veneto di allora, mi pare di capire, era molto rappresentato all'interno di Roma e aveva forza. Adesso siamo allo stesso livello, secondo lei? Non le lo so dire. Allora, ecco, c'era la famosa Pirubì che bisognava non solo tracciare ma anche sostenere e realizzare. E dico una cosa. Poi quando facevi anche a un congresso così ti mettevi vicino l'un l'altro, no? C'era il gruppo, e avevi a monte dei corsi degli Lice Bernini, per esempio, ecco. E l'Anselmi, sono tutti lì, insomma, ecco, sì, io adesso non lo ricordo. Ferrari a Gradi. Sì, Ferrari a Gradi, ecco. E non stranamente, il Veneto faceva riferimento a degli onorevoli dei senatori che eleggeva ma che non erano veneti. Ferrari a Gradi, per esempio. Però rappresentava un territorio. Appunto. Oppure chi faceva parte di quel territorio tipo Fabbri, lui riusciva a gestirsi quel piccolo territorio di Pieve di Soligo. Senatore Fabbri, che noi ricordiamo, è quello che poi ha inventato il fatto l'Asco. L'Asco Piave, certo. È partito con tutta quell'operazione, e anche questa è, diciamo, tema di notizie, di informazioni, di storie dei giorni nostri, giusto per dire il passato legato al presente. Quanto ha contato, secondo lei, Antonio Bisaglia in questa Democrazia Cristiana? Glielo chiedo perché noi in questo momento, approfittando dell'RVM 16, facciamo vedere i suoi funerali nell'84 a Rovigo. Secondo lei Bisaglia rappresentava veramente a Roma il Veneto, come qualcuno dice? Ma io adesso non è che io ricordo di Bisaglia, cioè era il grande assente presente. Cioè? Lui non c'era mai. Non aveva neanche un ufficio qua, bisognava andare dunque aspetta, un comune del Padovano. Del Padovano, forse verso il Dodicino. Sì, no, una specie, un nome. Ecco. Qui abbiamo proprio il giorno dei suoi funerali. Rovigo, sì, ecco, adesso, che tra l'altro lì c'era una villa che adesso ha sede un centro anziani, in quella villa che era di una cugina di Bisaglia. Dovevi andare lì, cioè l'ufficio di Bisaglia Treviso non c'era, mentre c'era un segretario che girava sempre con una borsa per Ferrari a Gradi.
cioè il punto di riferimento per la provincia di Treviso, salvo che s'arrangiava per conto suo, altri o Cordere, eccetera, però per Ferrari e Gradi a Treviso c'era, che allora cosa facevano questi segretari, questi portaborse? Facevano di tutto, dal passaporto sollecitavano l'assegnazione dei cavallierati, fissavano gli appuntamenti. Ecco, io qui non credo che ci sia adesso questo, diciamo... Possiamo dire che la politica di allora era più vicina alla gente di adesso? Sì, molto clientelare, se vogliamo, perché lo era, forse, ma lo è anche adesso, credo, insomma, non lo so, però c'erano punti di riferimento precisi, con numero telefonico e degli intermediari. Qui il tempo scivola via, ho voglia di farle vedere un senatore della Repubblica che è stato sindaco di Treviso in una versione probabilmente inusuale, sto parlando di Antonio Mazzarolli. Che ricordo ha del senatore e sindaco Antonio Mazzarolli? È un uomo di enorme cultura, c'è anche un po' bizzoso, se vogliamo, delle volte. Adesso glielo faccio vedere l'insetto, il 3101, vediamo se lo riconosce. Lo vediamo adesso, l'abbiamo pescato proprio negli archivi, quindi lui, diciamo con un certo aplomb, potremmo dire così, per certi versi. Sì, ecco. E poi aveva anche la sua piccola corte, c'era sempre qualcuno di adorante perché lui ti insegnava. E con cui siamo nell'82 e c'è Italia-Germania, immagino, che c'è stata la partita, e qui c'è ovviamente tutti che sono completamente felici. Tra le personalità, tra un po' arriverà, c'è anche un sindaco di Treviso decisamente inusuale che si butta in mezzo alla bolgia, vediamo, questo qui è il centro di Treviso durante proprio i festeggiamenti. Dicevamo proprio di Mazzarolli. Era un uomo che aveva molto il senso delle istituzioni. Ma aveva anche forse il senso della città, io ricordo che girava in bicicletta, cioè la viveva costantemente la città. Sì, e poi è quello che ha costruito prima e alimentato il gemellaggio con Orlean, per esempio, mentre dopo con la Lega invece lo ha chiuso, adesso non so se sia in naftalina o che so io. E poi manteneva molto i rapporti, e ricordo quando venne il commissario a Treviso, lui disse: è una vergogna che gli alpini eccolo qua. Ecco, sì, lo vedo, sì. Questo è Antonio. Eccolo qua. È particolare, credo che sia un'immagine quasi unica di Mazzarolli del genere. Quando l'abbiamo pescato è stato veramente... Eccolo qua, ha un bambino in braccio, vede? Ha un bambino, non so chi sia, comunque un bambino. Però per dire, un'immagine veramente di... Lui era molto compito, anche molto formale, un uomo che però rappresentava le istituzioni. Senta, tra i sindaci che sono arrivati dopo Mazzarolli, qual è quello che gli assomiglia di più in questo momento? Che gli assomiglia? Nessuno? No. Come attaccamento alla città forse Gentilini? Ma sì, con un taglio diverso. Sicuramente con un taglio diverso. Gentilini l'ho incrociato anche 15 giorni fa, sì, mi pare. È sempre uguale, è sempre... tra noi due c'è anche un rapporto amicale perché abitavamo nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, eccetera, quindi ci sono anche rapporti umani particolari. Ma lui si è lasciato attrarre Gentilini dalla città. Io ricordo che siccome si abitava vicini, lui tutti i sabati partiva in calzoncini corti e andava a Vittorio Veneto a lavorare l'orto della casa familiare, e poi alla domenica o il pomeriggio veniva a casa con le sporte della verdura. Ecco, questo è il personaggio. Allora facciamo così, ci lasciamo qui perché adesso andiamo di pubblicità e poi cambiamo perché abbiamo un altro ospite. Ci ritroveremo
con un altro capitolo, questa volta dedicato al vicino di casa, Giancarlo Gentilini. Grazie a Yvonne Tordini, adesso pausa con la pubblicità e poi riprenderemo con un amico e un giornalista, Rick Cesarano. Erano 6.000 persone, forse molte di più. Comunque troppe per starci tutte al Palaverde di Villorba, dove ieri sera ha suonato per 2 ore Antonello Venditti. Gli organizzatori da Lea Promotion di Latisana non hanno tenuto affatto conto delle disposizioni date per la capienza consentita per poter svolgere lo spettacolo, che era di circa 5.500 persone. Abbagliata dal maggior guadagno, gli organizzatori hanno continuato a vendere biglietti senza preoccuparsi se poi i possessori del ticket sarebbero riusciti a entrare al Palaverde. E così è stato. Il danno per molte centinaia di fans è stato quello di vedersi negata l'entrata al palazzetto dello sport e la beffa quella di ricevere in rimborso una somma inferiore rispetto a quella spesa in origine per l'acquisto del biglietto. E pochi minuti dall'inizio del concerto, alle porte d'ingresso del Palaverde, si respirava un'area di forte tensione. Per fortuna non c'è stato nessun grave incidente, ma il fatto non è passato inosservato alle forze dell'ordine che hanno segnalato il caso al prefetto di Treviso Guido Ceccherini. Alla delusione comprensibile degli esclusi, con tanto di biglietto in mano, si è contrapposto l'entusiasmo di quelli già all'interno del palazzetto. 6.000 e più persone, pigiate come sardine, hanno fatto un tifo incredibile al cantautore romano. Un entusiasmo simile non si registra nella storia concertistica di Treviso. Antonello Venditti era in gran forma e lo ha dimostrato soprattutto nell'esecuzione, accompagnandosi col solo piano di classici del suo repertorio, come Sara, Roma Capoccia, Ci vorrebbe un amico, Compagno di scuola. Non sono sfuggite, come si dice nel gergo, le steccate nell'interpretazione di Lilli. Il cantautore se n'è scusato, ma nulla ha potuto fare per vincere quel nodo in gola che gli capita di avere ogni volta che esegue questa canzone. Lilli è per Venditti un flash del suo passato che non riesce ancora a scordare. Accompagnato dal gruppo di strumentisti, Venditti ha ripercorso altre tappe della sua discografia che, nel concerto, si è concentrata sui lavori realizzati negli anni '80, inserendo anche le canzoni che fanno parte dell'ultimo album Benvenuti in Paradiso. C'è da dire che se il cantautore e band avessero solo suonato senza fare alcun accenno ai testi dei brani, il pubblico non se ne sarebbe accorto, tanto era impegnato a seguire parola per parola in tutte le 2 ore i testi di ogni canzone. Anche se Venditti ha tradito il suo impegno per un genere più commerciale, il cantante è senza dubbio uno dei pilastri della canzone di larga comunicazione, uno dei pochi che riceve la stima del pubblico in maniera così consistente. Telegiornale del 12 novembre 1991, benvenuto Rick Cesarano. Cioè, ci sei andato giù pesante? No, ci sei andato giù veramente ma quella era cattivo, giustamente Antena 3 che si specchiava esattamente come era la realtà di fatti. Proprio 6.500, questi si sono arricchiti, hanno tenuto fuori la gente. Che anni erano, Rick? Erano anni belli. Beh, come tutti che passano, io nel 91 hai detto 31 anni, quindi diciamo che era nel pieno del piacere, del divertimento, dell'approcciarsi al giornalismo. In questo caso seguivo all'epoca molto la musica, sono cresciuto, come tutti quanti, il mio albore è stato proprio con le radio. 1974, ho 14 anni quando ho iniziato a trasmettere in radio. Ecco, ma tornando indietro a quegli anni là, perché proprio, diciamo così, la scelta poi anche di fare l'esperienza televisiva? Come sei arrivato ad Antena 3 tu? Beh, sai, credo che sia un passaggio naturale, nel senso che amando la musica, stando dietro un microfono e incontrando anche tanti personaggi del mondo della musica, da McCartney, da Dylan successivamente, e in quel periodo Antena 3 mancava, diciamo, l'approccio, perché non era facile dire incontri l'artista. Se tu hai un rapporto con il manager, con l'ufficio stampa, roba del genere, riesci a passare quel
quella barriera che di solito ti preclude qualsiasi cosa. Io avendo fatto esperienza a Milano e quindi avevo un rapporto molto stretto con gli uffici stampa e anche con i manager, mi era facile, tu ne sei testimone, a poter fare interviste, ma anche stando anche di là nel backstage, cosa che era un po' difficile quegli anni. E quindi mi sono proposto, mi è stato accettato. Prima analisi, rispetto adesso dove i social, dove è cambiato tutto, la musica di allora, cioè il giornalismo e la musica di allora rispetto a quella di adesso, quanto è cambiato? Tanto. In bene e in male? Ma per me in male, nel senso che ormai non c'è... Non so quanti musicisti ancora si trovano in uno studio di registrazione, cioè dove c'è solo il basso, la batteria, quando ormai tutto è un computer che ti fa, e poi vedi anche le trasmissioni di adesso, cioè i nuovi personaggi escono fuori della... Sì, dei cosi, dei talent. Dei talent del genere. Cioè, e invece una volta il cantante si sudava, cioè, io mi meraviglio, parlavo anche con mia figlia una settimana fa, che tutta la musica delle pubblicità o comunque delle cover del genere sono da quanti anni, roba degli anni 70, 60, 70, massimo 80. Cose attuali non rimangono più nella storia. Oggi continua a vendere Dark Side of the Moon, ancora tra i primi posti in classifica, cioè, è un disco del 74, cioè, ci ricordiamo ancora quei musicisti. Oggi sembrano una cometa, cioè viaggiano un po' 2 anni, 3 anni, poi spariscono. Difficilmente rimangono gruppi o musicisti come era un tempo. Rick Cesarano, senti, dopo continuiamo il tuo impegno musicale, perché qui è una bella scaletta con delle cose interessanti, non tutte perché potremmo fare 15 programmi con te, però volevo prima partire con te analizzando, questa è una settimana un po' particolare perché oggi sono in questi giorni sono i 20 anni della morte di Bettino Craxi. In questi giorni è uscito il film Mamet, non so se tu hai avuto modo di vederlo. E allora volevo intanto far vedere delle immagini di Bettino Craxi in Piazza dei Signori a Treviso nel 1983. E mentre vediamo queste immagini volevo capire il tuo giudizio, intanto sul film, visto che l'hai visto, perché tutti fanno giudizi ma il film non l'hanno visto. Tu, guardando Bettino Craxi così adesso e vedendolo invece fatto da Favino. Beh, Favino è un grandissimo attore. Diciamo che più che Favino, giustamente a meglio gli ha dato una dignità umana a quest'uomo e far capire anche quali erano le sue, come si può dire, le sue preoccupazioni e anche questa arroganza che è sempre emersa per chi l'ha conosciuto e anche nel film era dovuto anche un po' alla timidezza dello stesso, perché anche in famiglia, da quello che mi si diceva, non fosse molto, cioè dimostrava l'affetto in maniera diversa. Per me Craxi è una brutta pagina della storia dell'Italia, secondo il mio punto di vista, non tanto per quello che è avvenuto in quel periodo, ma per come... Cioè è Craxi inteso come brutta pagina o diciamo per come è stato trattato, per la verità storica in questi fondi. Allora, in conto lui non ha mai negato il finanziamento illecito, anche perché la realtà era che il muro di Berlino ha un po' fatto saltare un po' gli equilibri, gli americani sponsorizzavano la DC, il Partito Comunista era sponsorizzato da Mosca, i partiti di mezzo che per far politica costava dovevano in qualche maniera provvedere. Lui dice nel famoso intervento alla Camera tutti sapevano se c'è qualcuno io lo dico ora o mai più. E quindi Bettino Craxi, poi ricordiamo che Tangentopoli prima del 92 è stato prescritto, dopo 6 mesi è cambiata la legge, quindi sì, c'è molto da studiare su quella diamogli la storia, cioè certo fosse illecito il finanziamento. Statista o malfattore? Guarda, non spetta a me, ma la storia lo dimostra, come si è comportato lui anche in caso Sigonella è singolare. Volevo arrivare lì. Il rapporto che l'Italia aveva attraverso lui a livello internazionale aveva un peso. Poi se qualcuno vuole vederlo perché il finanziamento illecito lo era realmente, se vuole chiamarlo malfattore lo chiami pure, per me non lo era. Se no alla fine per quale motivo i finanziamenti dati da lui al PSI non poteva non sapere,
per quello era l'accusa tra le principali, non valevano per altri partiti. Ma di quelli che erano lì in quella piazza dei signori gremitissima, secondo te quanti sapevano che, diciamo così, il sistema dei partiti si finanziava così in quel tempo? No, io penso... Non tanti. Non nemmeno io potevo immaginare che l'ho scoperto successivamente per la mia attività che il 2% era fisso. La macchina politica costava e costa, cioè le sedi politiche avevano un costo, le persone avevano un costo, i convegni avevano un costo e la politica veniva fatta direttamente, quindi poi non è come è stato successivamente dove i costi della politica, da quello che è emerso nell'indagine, anche quelle recenti, erano a pro personale delle persone. Tu nell'83 cosa facevi? Io all'83 ero agli albori del giornalista, cercavo di collaborare, seguivo un po' la musica, seguivo... Il tuo giornale di riferimento? Cos'era? Nascente Tribuna? No, cosa leggevo? No, cosa facevi? Dove scrivevi? Io scrivo alla Tribuna. Hai cominciato lì? Ho incominciato, no, onestamente ho cominciato col Gazzettino, nell'ambito musicale, ma non c'era molto spazio. Era appena nata la Tribuna, a quel tempo il caporedattore era Giampaolo Rossignati, il giornale era appena nato, doveva nascere questa pagina degli spettacoli e io, avendo già un'esperienza maturata un po' a Milano, mi sono proposto e da lì ho incominciato a scrivere molto. E sei arrivato all'ANSA poi, ma questo noi ne parleremo dopo. Senti, faccio vedere delle immagini, poi dobbiamo andare in pubblicità. L'inserto è lo 04, ti faccio vedere il Covo BR di Silea del 1980, eccolo qua. Tu come hai vissuto il periodo della tensione? Cioè, come ricordi? Onestamente avevo 20 anni. Non era tra, diciamo, tra ma i ragazzi del tempo stesso, no, ma è una cosa lontana per noi, perché noi quegli anni lì vivevamo la piazza, le feste, le cose, lo avevamo come una cosa che non ci toccava effettivamente. Poi Treviso è sempre stata una città opulenta su questa cosa, anche se diciamo che poi si è scoperto essere un crocevia. Quello doveva essere, come si chiama, il covo, cioè... Un covo di passaggio delle BR? No, quello doveva essere, diciamo, il posto doveva essere portato Dozier, nel frattempo invece era stato liberato con Blitz, ma poi è stato Treviso crocevia anche dell'estremo della destra, quindi... Piazza Fontana, sappiamo qualcosa. Senti, adesso noi ci fermiamo un attimo, poi riprenderemo con una tua intervista a Pierangelo Bertoli, dopo la pubblicità. Pierangelo Bertoli, io volevo chiederle una cosa, non è un po', cioè non può arrabbiarsi il fatto che adesso grido per il miracolo di scoprire questo autore solo per il fatto che è stato a Sanremo? Perché Sanremo lo vedono tutti, perché Sanremo fa notizia, perché Sanremo fa polemica, quindi non solo lo hanno visto in tantissimi, ma ne hanno continuato a parlare prima e dopo per molto tempo, ma i discografici si muovono secondo meccanismi molto strani. Quando entrai per la prima volta in una casa discografica mi raccontarono una serie di aneddoti, no? Diciamo che il più popolare dei quali era, dice, un giorno è arrivato qua un tale e io ho detto io scrivo delle canzoni, ci ho messo il pianoforte e ce ne ha fatto ascoltare una ventina. Dopo un po' è arrivato lì il maestro e gli ha detto scusi, lei che mestiere fa? Ma io veramente non so se era ragioniere, però vorrei fare l'autore. Lei faccia ragioniere perché come autore, no? E questo era Bart Bacharach, quello che detengono il potere. Del governo lei salverebbe? Nessuno, non perché non ce ne siano degli onesti, ma per stare nel sicuro. Che ne pensi Andreotti, che il potere logora chi non ce l'ha, sicuramente li logora nei nervi, ma il potere di chi ce l'ha li logora dal punto di vista morale. Cioè il problema sta proprio in questi termini qua, no? Dopo un certo numero di anni in quell'ambiente, no? Dove io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, perché funziona così la politica in Italia. Il problema non è io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, si fanno le cose perché servono,
mentre invece questi qua non sono mai al servizio della comunità, quando proprio va bene sono al servizio del loro partito, quindi del loro interesse. Ma infatti non a caso nascono le leghe, nascono questo tipo di gruppi che sono più locali. E questi qui possono dare un risultato a questi tipi di esigenze? Per il momento no, se non un grosso scossone a quelli lì perché gli possono togliere la sedia da sotto. Allora, devo dedurne che il partito che sta al governo dal 48 è stato bravissimo, perché viene appunto rieletto dal 48 e che sono tutti contenti di quello che avviene. Devo dedurne che la mafia è, come si dice, la mafia, la camorra, l''ndrangheta, sono la conseguenza naturale di come la pensiamo tutti in Italia, perché questa è intrinseca nella cultura del nostro paese. Cioè, voglio dire, ho fatto spesso un parallelo con la Chiesa Cattolica, no? La Chiesa Cattolica è una stranezza enorme. C'è Dio, no? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, è onnipotente. E non capisco perché per avere da Dio una qualsiasi attenzione devo pregare Sant'Antonio perché intercede presso la Madonna, che intercede presso Dio. No, perché questo si chiama raccomandazione. No? Allora noi abbiamo questa cultura della raccomandazione già intrinseca in questo, nella religione di fondo, che ci portiamo dietro da 2000 anni. Rica, alla faccia dell'intervista musicale, voglio dire, qui ci ho messo dentro Dio, ci ho messo dentro la politica, sì, la mafia, la camorra, la raccomandazione, attualissima peraltro, sì, no? Attualissima peraltro. Leggevo poco tempo fa... Ma che interviste facevi? Un discorso... Ma soprattutto, come facevano a pubblicartele? Perché parliamo del 1991, dove la DC, insomma, aveva ancora il suo bel potere. Io penso che in quei periodi là... anche nel rapporto con voi fosse abbastanza libero, diciamo. Io non ho mai avuto nessuno stop nel modo di fare una sintesi di un evento, né come si faceva. Ricordavo prima anche un'intervista fatta a letto nel comunale con le è un altro servizio che faremo vedere un'altra volta, perché sennò ci rimangiamo tutti in un colpo solo e non va bene. È una storia che poi vabbè, lasciamo perdere tutte le altre mattane che abbiamo fatto assieme. Però devo dire che mi ha colpito questa intervista, per quello te l'ho proposta. Primo perché partiamo da Sanremo per arrivare a Dio, insomma, che siamo un bel viaggio. E poi la seconda cosa, il fatto che a un certo punto gli fai la domanda di questo partito che è, siamo nel 91, poco prima quindi del terremoto, e lui dice le leghe, ma no, non combineranno nulla se non daranno uno scossone a questi partiti. Te lo dico perché salto completamente, vado al 6 aprile del 1992 e vi propongo il telegiornale delle elezioni in cui sostanzialmente la DC perde un disastro di voti, il PSI perde un disastro di voti e crescono le leghe, le famose leghe. Poca lungimiranza dei partiti. Vediamo questo pezzo, l'inserto è lo 06 e poi lo commentiamo assieme. Buonasera, dunque scossone politico dopo il voto di ieri e di oggi espresso dagli italiani. Il responso delle urne conferma e dice: in forte calo la Democrazia Cristiana, perde anche il PDS che non riesce a raggiungere le previsioni della vigilia, soddisfazione di Rifondazione Comunista, in lieve calo anche il Partito Socialista. I veri trionfatori di questa tornata amministrativa sono senza ombra di dubbi tutti gli schieramenti leghisti, a cominciare dalla Lega Nord per poi passare alla Lega Autonomia Veneta e poi via via tutti gli altri. C'è una buona avanzata del Partito Repubblicano mentre tiene il Movimento Sociale. Questo dunque il quadro nazionale non ancora definitivo ma piuttosto attendibile per quanto riguarda lo spoglio del Senato. Con la Camera naturalmente siamo ancora alle prime timide tendenze e non ci sbilanciamo. Sentiamo ora quali sono le reazioni politiche, le prime reazioni politiche in città, le ha raccolte per noi Stefano Masini. Federico Sutto, segretario provinciale del Partito Socialista, un partito che nel Veneto, stando alle prime proiezioni, perde anche in una forte misura. Anche voi avete subito l'irruenta entrata in scena delle leghe?
Sì, indubbiamente questo è il dato che sta emergendo dalle prime proiezioni per quanto riguarda il Veneto, che è un dato contraddittorio per quanto riguarda il dato nazionale, dove invece il Partito Socialista guadagna. Qui nel Veneto e nel nord Italia le leghe hanno avuto il successo che hanno avuto, e devo dire che una perdita anche in proiezione del 4% è una perdita molto consistente, questo non lo voglio negare, voglio essere molto esplicito anche su questo, e farà riflettere parecchio, anche perché riguarda soprattutto partiti che hanno garantito finora la governabilità sia in regione che in comune. Anche a Treviso città un altro dato che farà riflettere è una fortissima caduta del PSI, che invece era in forte avanzata nelle precedenti consultazioni, qui anche a vantaggio ad esempio dei repubblicani. Per quanto riguarda Treviso città, non so, qualche autocritica da fare? No, autocritica credo di no, perché il partito su questo ha sempre mantenuto una sua linea ben precisa dal punto di vista politico. Probabilmente alcune questioni sono legate anche a delle candidature personali. Ma io penso che sia sempre giusto fare un'autocritica, comunque sarebbe anche giusto dire che le grandi idee forza del regionalismo, della DC del Nord-Est, dell'Alpe Adria, che hanno portato sviluppo al Veneto, le ha avute la Democrazia Cristiana. Comunque questo voto significa ingovernabilità. Benetton sembra aver sconfitto, tra virgolette, il ministro Bernini. Ma io penso che il ministro Bernini sia stato fatto oggetto di una serie di attacchi concentrici proprio in campagna elettorale e non casualmente. Sì, ciao. E poi dopo bisogna vedere queste cose, perché i dati di Treviso non ci sono ancora. Dopo il 5 aprile, a suo avviso, la DC da dove deve riprendere? Deve riprendere dalla forza che ha sempre avuto, dal regionalismo corretto e da una maggiore attenzione alle donne e ai giovani. In tutta la provincia, per il Senato, parliamo del Senato, totalizzate grosso modo un 20%, con un commento su questo risultato. Ritengo sia un buon risultato, nonostante la lista parassita della Lega Autonomia Veneta di Rigo, che è un socialista, ci ha danneggiato in maniera evidente. Io ritengo che gli onorevoli che andranno a Roma dovranno subito ricorrere contro Scotti, in quanto dimostreremo come questa lista abbia creato confusione agli elettori e perciò ha carpito la buona fede degli elettori che hanno votato la lista sbagliata. Ecco, tentiamo una lettura anche se magari è difficile. Il voto che vi ha premiato è di protesta o approva i vostri programmi? Ma io penso che noi abbiamo dei programmi e facciamo proposte. Non so, io ho visto una cosa, che la gente non ha votato i partiti che hanno governato male, questo è importante. Dopodiché noi abbiamo programmi, abbiamo uomini validi, perciò siamo convinti di aver proposte e di poterle portare avanti. Allora, il terremoto? Il terremoto era nell'aria, cioè... Tu che poi vivevi con i giovani, sì, il problema è di fondo che io, sai, frequentavo tutta un'altra parrocchia, ma per raccogliere firme per la candidatura del genere, vedevo che tutta la fascia tra i 18 e i 21, 22 anni erano tutti pro Lega, da Montebelluna piuttosto che Oderzo, del genere. Non ho idea come sia sfociato questo, diciamo, questa attenzione verso questo nuovo movimento. Voto di protesta, però il problema di fondo è che, diciamo, i vertici dei vari partiti, quelli consolidati, non avevano capito. Proprio non tenevano in considerazione. Senti, anche se posso dire, è quello che succede sempre spesso, diciamo che, lo sono stato anch'io giovane, una vera coscienza politica per il voto non ce l'hai e segui più o meno, come si dice, un fiume che la corrente e via dicendo, e lì vedi sia loro che poi i 5 Stelle la fascia forte sempre di quella secondo te adesso come va a finire da cronista dell'ANSA con le prossime elezioni? Io non vivo nei parti in potere, non vivo la politica direttamente, vivi, come tutti noi, sul marciapiede in mezzo alla gente. Il problema è che fanno bene, cioè hanno più un rapporto diretto a quelli che vivono più in mezzo alla gente. Questo, il distacco lo vivono molto male, diciamo, gli elettori. Sull'Emilia non potrei dare un giudizio, certo che le politiche sono una cosa e le giornali da un'altra. Il dato di fatto è comunque che una regione come quella, anche se la Lega dovesse perdere roba del genere, sta di fatto che parlare di un quasi testa a testa
è una realtà che bisogna tenere in considerazione. Va bene, senti, ci manca un minuto vero. Io su questo minuto voglio far vedere una copertina, la copertina degli Spandau. Il minuto ce lo prendiamo perché sugli Spandau lanciamo praticamente quello che sarà un altro appuntamento con te, ovvero la città, cioè Treviso, e i grandi eventi, perché gli Spandau sono stati un grande evento. L'inserto è il 10, per il nostro Italo Morao alla regia con Roberto Durigon. Torniamo giusto dopo aver visto questa copertina, dura un minuto per i saluti, ma vediamola. She smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Allora, un minuto proprio... Treviso città Spandau dopo quell'evento lì. Sì, però Treviso è una città, è stata ed è una città che può permettersi questi eventi. Beh, o un po' come Venezia per i Pink Floyd. Treviso lo poteva essere, sta di fatto che finché al tempo c'era un manager locale che quindi aveva un rapporto diretto con i promoter nazionali, tutti gli eventi avevano epicentro Treviso. Nel momento in cui, al di là dell'acustica del Palaverde, al di là che questa persona si è ritirato ad altre cose, sono emerse altre realtà, e vedi soprattutto Padova, dove Zed ha sostituito quello che era il tempo Luciano Biscaro e la Zalea successivamente su Treviso, Zed che era poi un ragazzino nato da Biscaro e dalla Zalea stessa, e quindi lui ha proseguito mantenendo questi rapporti con i programmi nazionali e ovviamente spostando il baricentro degli spettacoli da Treviso a Padova. Tornerai a raccontarci invece la tua esperienza con gli Spandau, lo lasciamo così in sospeso per una delle prossime puntate. Grazie. Grazie a Rick Cesarano, grazie a tutti voi per l'attenzione. Si conclude qui la prima puntata della nostra storia erede di 40 e del successo di 40. Speriamo di essere stati di vostra compagnia, di avervi fatto pensare sulle immagini di ieri per pensare meglio insieme il nostro domani. Grazie e a venerdì prossimo, mi raccomando.